Beh, Verona si sta preparando con i 20.000 soci ad accogliere i gruppi che hanno i gemellaggi con Verona, i gruppi soprattutto di Brescia, di Bergamo, di Milano, ma anche degli Abruzzi, perché essendo vicini a Vicenza chiaramente approfitteranno di fare una tappa presso le nostre baite alpine. Ci stiamo preparando anche con la protezione civile perché faremo un servizio d'ordine molto importante, saremo nei varchi e con i nostri oltre 200 volontari faremo di supporto alle forze dell'ordine. Molto bello e molto importante quest'anno, che sarà poi detto più approfonditamente la domenica durante la sfilata, è una dunata che la sede nazionale ha deciso di dedicarla per la pace. La nostra è il messaggio che tutti gli alpini si augurano che sia non una speranza, che non sia neanche un sogno, ma che sia veramente vicina, perché le popolazioni soffrono e gli alpini su queste cose certamente hanno una memoria per non dimenticare. Sappiamo le sofferenze che ogni guerra provoca in una nazione.